Si tratta solo di confermare la data di avvio, ma l'accordo tra Regione e farmacie è stato raggiunto e ratificato con delibera di giunta. Delle 1400 operative sul territorio, oltre la metà a stretto giro di posta comincerà a vaccinare i propri clienti, ovviamente con le priorità fissate sempre dal commissario. Si prevede insomma che possano effettuare all'incirca, quindi insomma ipoteticamente, sui 380.000, insomma 400.000 vaccini all'interno delle farmacie. Loro prevedono che le farmacie più piccole possono fare circa 50 vaccini a settimana, quelle più grandi un centinaio. Altra delibera adottata dalla Regione riguarda il percorso di recupero post-Covid dei pazienti con il coinvolgimento del sistema termale, mentre continua la predisposizione dei protocolli di sicurezza in vista delle riaperture, con le regioni che chiedono di anticiparne alcune. Una è quella di anticipare la tempistica prevista per i parchi a tema, parchi tematici, parchi giochi, insomma, che è prevista per il 1° luglio, di anticiparla per il prima possibile. Regioni pronte a proporre all'esecutivo anche nuove regole per i grandi eventi all'aperto. Uno degli obiettivi per il Veneto è salvare la stagione all'Arena di Verona.